Fiera Cavalli cavalca il futuro. La kermesse più antica di Verona taglia il traguardo delle 115 edizioni con numeri da capogiro. 650 espositori, di cui 130 stranieri provenienti da 25 nazioni, oltre 150.000 visitatori da almeno 75 paesi su 300.000 metri di superficie. La più importante manifestazione internazionale del settore oggi, però, deve cercare la strada che conduce fuori dalla crisi di un settore in difficoltà. Sono 10 miliardi l'attività, più di 50.000 addetti in Italia e credo che questo sia un punto fermo su cui tutti bisogna riflettere, soprattutto giù a Roma, e dare veramente sbocco a un'economia che in questo momento sembra essere per tutti disattesa, ma che in realtà sotto traccia tutti questi operatori invece stanno dando un gran bel segnale. Mentre il traffico a Verona viene domato da una task force della Polizia Municipale con il compito di colpire parcheggiatori clandestini, taxi abusivi, bagarinaggio sui biglietti d'ingresso e l'utilizzo irregolare di pass disabili, Fiera Cavalli taglia il nastro delle 115 edizioni con il ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo assieme al governatore veneto Luca Zaia e al sindaco di Verona Flavio Tosi. Picchetto d'onore delle forze dell'ordine a cavallo. Prende vita il più grande palcoscenico mondiale equestre con iniziative dedicate a coltivatori, allevatori, scuole e al settore sportivo. Ma è l'economia ancora una volta protagonista, soprattutto nella stagione della crisi. L'allevamento in Italia vale 10 miliardi di euro e il turismo ippico 6 miliardi. Una leadership internazionale che vede il Veneto protagonista. Su 350.000 cavalli sono 115.000 quelli cresciuti a nord-est in 3.500 allevamenti. Un settore che fa capo all'agricoltura, dove il Veneto è la seconda regione del paese. Adesso però il momento è cruciale e il presidente Luca Zaia chiede al governo un piano straordinario per l'ippica che altrimenti rischia di cadere in un baratro senza ritorno. Sembra uno stagno, nel senso che abbiamo 350.000 cavalli in allevamento su un comparto che occupa circa 50.000 addetti, il Veneto peraltro ha 3.500 allevamenti e direi che l'ippica, quella professionale, non quella da diporto che dà un fatturato di quasi 6 miliardi di euro, non c'è, ancora non c'è, è tutto bloccato e questa è una grossa preoccupazione.